Potrebbero svolgersi sabato a Pontelongo i funerali del veterinario Stelvio Boaretto, morto domenica in un incidente motociclistico di gara sul circuito del Mugello in Toscana. La sua salma resterà a disposizione delle autorità fino a mercoledì all'ospedale Borgo San Lorenzo di Firenze. Non verrà effettuata l'autopsia. La procura infatti non avrebbe aperto nessun fascicolo di inchiesta sulla dinamica del sinistro, rubricandolo come incidente di gara, senza a quanto pare responsabilità dirette di alcun pilota coinvolto. Boaretto, 59 anni, da alcuni decenni aveva il suo ambulatorio ad Albignasego, prima in via Monfalcone e poi in via Galilei. Notissimo e stimatissimo, competente e sempre disponibile anche fuori orario verso gli animali e i loro proprietari. Insieme al cordoglio in queste ore emerge la grande stima generale popolare di cui godeva. L'ambulatorio in queste ore rimane ugualmente aperto. Boaretto poche settimane fa aveva perso la madre. Ad Albignasego il sindaco Giacinti, su richiesta di molti cittadini, sta pensando a una iniziativa da legare al nome del medico, magari, scrive il sindaco, riferita a qualche iniziativa che abbia a che fare con quegli animali che quest'uomo buono ha sempre curato e assistito, con grande passione, dedizione e amore.